Campionato di promozione Girone A, turno importante per le due battistrada agrigentine, vale a dire Casteltermini ed Unitas Sciacca. Più problematico ed imprevedibile è ciò che uscirà fuori dal rettangolo di gioco di Lercara Friddi, dove sarà di scena proprio l'Unitas Sciacca, che dovrà duellare contro un avversario tosto e duro a morire. I padroni di casa rappresentano un gruppo molto agguerrito, che si ritrova in quinta posizione ed intende salire più in alto possibile. Saccenzi gasati però per il largo margine di punti sul diretto avversario Casteltermini, che ricordiamo attende l'esito del ricorso presentato contro il Partinico Audace per ottenere la vittoria a tavolino. In caso positivo da parte della Lega, la compagine di Pino La Bianca si ritroverebbe nuovamente in vetta, sempre che riuscisse a superare l'avversario di turno rappresentato dalla Nissa. Questo sabato si anticipano anche due gare, Casteldaccia Camarat e Folgore San Vito Lo Capo. Infine le altre due agrigentine giocano rispettivamente l'Empedoclina in casa con la SD Casteldaccia e la Gattoparda sul proprio campo con l'insidiosa e lanciatissima Mazzarese.